guarda, io comunque già lei non so capello giunte. I picciole. Mi perdoni per l'ignoranza, ma io non intendevo quello che lei dice. Io non sono stato mandato dalla banca per dare, ma per ricevere, anzi per prendere. Se spiegassi meglio che tu l'avevo capito. E va bene. 2 giorni fa è venuto in banca con dei fogli dove le veniva richiesto di mettere il codice segreto del suo conto corrente. Anche se in esso non c'era un centesimo bucato, ha dato a noi la possibilità di far accedere a quel conto il signor Jerry Walker, il quale lei asseriva fosse suo zio d'America. Come lei ci ha autorizzato, noi abbiamo lasciato fare. È sicuro che fosse suo zio? Pensa di aver fatto la cosa giusta? Che c'è di imbecille? Ma che fate sta parlando? A lei io pure caparra così un poco accettolata, insomma. Se lei mi taglia se viene cazzo, pure sangue a me caro. E poi penso soltanto dare una lista. Mi scrisse, caro le cose. In questa lettera io ti esempio 1 milione di milioni. Grazie zio, grazie. Ovunque sei zio, grazie di Sizia. Milioni. Debiti. Ma in italiano che significa? Per dirle in parole povere che siete nella merda. Allora, signore Sappo, non mi avessi capito il buono, mi spiegassi meglio. Sono così vivo che la calizza non per via. Sei tutto tappi, sono un Calmarsi. Per favore, signore, usate il termine che siete nella merda. Calmarsi. Arricatore come vediamo, se sono pure non devo già mettere il mano! Non ne facciamo! Sono un po' nella faccia, calmarsi. E tu aspetta te calma, adesso ti piace. Calmarsi. Poi dica questa un'ea mia. Ogni volta che si parla di niente. E non mi cominci a capire, scusate. E come sono, capito? Calmarsi. Sentite, se dovete continuare a fare queste buffonate io me ne vado. Comunque, dovuto a quell'accesso che suo zio ha fatto nei suoi confronti, suo zio si è offerto a noi come garante ed ha prelevato da quel conto 50.000 euro. Quanto? 50.000 euro! Ma la cosa grave non è il fatto di averli presi, ma di come restituirli a noi. Non scusate, ma che piccolo siete noi? Ora lei che scrive più buone di me. Si piacciono si piccolito, che scriviamo di mio marito. Si piacciono si piccolito, che scriviamo di mio padre. Si picciolo, si picciolito! Che scherziamo voi non suo compare! Sei piccolo, sei piccolo, cosa che non E ora basta! Mi state facendo uscire pazzi! Mi ci ha portato in questa maniera. Comunque, visto che suo zio ha prelevato questi soldi ed ha fatto perdere le sue tracce, dato che la lettera non era a lui intestata, ma ad ignoto, qualcuno dovrà pur pagargli. Chi? E chi vuole me? Aspettassi, non che avevi visto di battutare, mi dispiace comunque ascoltare. Questo lo sapevo già, lo vedrò. Scusate, ma che sta facendo? Valuto gli oggetti, dovrò pure recuperare qualcosa, no? No! Aspettate, ma chi mi dice un po' a me? Ora facendo una buona tra le cose di piacere. Allora, avanti, dai, dicete tutti per una
10 centesimi. Che schifo. Amichina. Grazie, gentilissimo. Un pane saluzzo, lo posso contribuire. Venga, macchina! Che schifo, ma che vuoi fare la scaromba? Perché non la vai qua, compare. Compare Mariella. Qualche cosa, picciola, ma che è piccola. Oddio. 2 euro, poi chi rientra là? Lei rientra per ora, lei. Rientra! Sant'Anna che te la tua mano parlano qua per puntare i piedi! Calma, vabbè. Calma. Vediamo quanto avanti può giocare. 2 euro. 2 e 10. In quel secondo, guarda che centesimo dopo centesimo oggi. E domani riserverà questo piccolo debito. Ora basta, avete superato il mio limite. Io sono stato mandato dalla banca per regolare questi conti. Adesso questi beni mobili sono di proprietà della banca. No, per favore, no. Mi facessimo grazia. Non ti consumassi e chiusi come siamo consumati. E poi a quel momento, per favore, per favore. Non mi interessa più niente, ormai questi beni mobili sono di proprietà della banca. E poi non implori me, ma ringrazi tanto suo zio del bel regalo che le ha fatto. Già, Piero, tu sono la ascoltata, a me chiedi un grazie. Grazie, 1 milione, 2 milioni, 2 milioni. Ancora meno nel milione. E non è mio, me lo la stanza. Corno, d'amore, è tutta tornata. Ma non me lo puoi tutta così, no. E coglione, è un grandissimo cogliotazzo. Un coglione che guagna dolcionato. Adesso un minuto solo! Alejandro non è piatto. Oh, pure, e non sei figlio di mezzi. Sto qua non fatoso, però cosa? Con tutti i piccioli cadaveri, metti il suo stipendio qua. Ma Fermo! Cosa sta facendo? Lei è un assassino, questo è un preziosissimo quadro. Questo è un Caravaggio. lo saggio che cannavaccio, Voleva di scherzare, per me oggi è un colpo di fortuna averlo trovato.